vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda la rassegna stampa. Pier Vittorio Teralinea. Ciao Lorenzo e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che siete patrioti innamorati della libertà. E allora oggi, sabato 28 dicembre, ci ritroviamo dunque nel mezzo di queste festività natalizie e spero che abbiate trascorso un gioioso Natale con i propri familiari, ma oggi i nostri pensieri sono rivolti soprattutto alla giornalista Cecilia Sala. Come ha dichiarato ieri il nostro direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti, non condividiamo sempre quello che scrive la collega, ma a maggior ragione ci auguriamo che torni libera al più presto. Tifiamo per la sua libertà perché questo è lo stile occidentale contro cui è sorta quella Repubblica Islamica di cui lei è oggi prigioniera. E sul tema torna oggi Giovanni Sallusti, il nostro direttore, anche con un suo articolo, qui vedete proprio sulla prima pagina di Libero, un articolo che mette in luce anche le contraddizioni di questa sinistra che prima ha glorificato, esaltato la Repubblica Islamica di Teheran e che adesso chiede la liberazione proprio della giornalista. Durante poi la rassegna stampa di oggi analizzeremo anche questa manovra finanziaria, come ha dichiarato ieri su TGcom 24 il deputato leghista Nicola Ottaviani. Dei 30 miliardi della manovra, più della metà mirano ad abbassare la pressione fiscale, un chiaro cambio di paradigma rispetto alla sinistra che ha governato per anni alzando le tasse per cittadini e imprese. E poi come sempre ci collegheremo nel finale di puntata con Matteo De Sio, come sapete conduttore il lunedì mattina su queste magiche onde per Te la rido io l'America, e con lui analizzeremo le notizie della giornata, quindi questo arresto di Cecilia Sala, la manovra finanziaria, ma anche i possibili negoziati di pace per la guerra in Ucraina. Apriremo naturalmente il consueto filo diretto con voi ascoltatori, proprio perché sono fondamentali le vostre riflessioni, per cui intervenite come sempre chiamando allo 02 9294 7222, 3 volte 2 finale, oppure scrivendo i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook, quindi sia delle pagine della radio che della Lega. Oppure potete mandare i vostri messaggi, anche quelli vocali, al numero WhatsApp della radio, quindi il 340 67 09 659. Vi rinnovo sempre l'invito, ecco, a non superare il minuto, massimo 90 secondi nelle vostre chiamate, in modo poi da permettere al maggior numero possibile di ascoltatori di tenere i loro interventi. Se un intervento dovesse superare 90 secondi, lo sapete, è la classica regola che applichiamo, saremo purtroppo poi obbligati a sfumare l'intervento. Potete seguirci sempre dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi di radiolibertà.net, che offre una veste grafica editoriale rinnovati e quindi è un vero e proprio giornale online, sempre in aggiornamento, e poi potete seguirci anche dall'app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android. E per concludere questa panoramica social potete seguirci anche dal canale YouTube. Vi rinnovo anche l'invito sempre ad abbonarvi, a sostenerci, e veramente basta poco per sostenere questa radio che è unica in un contesto mainstream dominato dal politicamente corretto, e quindi potete andare rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora io ve l'ho già aperta e adesso ve la zoomo la prima pagina di Libero, dicevamo con l'intervista anche al ministro Nordio, no amnistia, ecco il mio piano, leggevamo, e quindi l'intervista condotta qui da Elisa Calessi, il ministro della giustizia: il Papa guarda alle coscienze, un indulto incondizionato sarebbe inutile. 3 mosse per ridurre i carcerati, servono anche pene alternative. Però appunto non bisogna dimenticarsi, come ha sottolineato anche lo stesso generale Vannacci, l'europarlamentare leghista Vannacci, che non bisogna dimenticarsi appunto delle tante persone offese dai reati, delle tante vittime che hanno subito questi reati, e quindi si parla tanto appunto di chi sta scontando
queste pene in carcere, però non bisogna appunto dimenticarsi di chi ha subito reati così gravi, perché spesso in carcere appunto finisce chi ha violentato, chi ha rubato, chi ha ucciso, chi ha commesso certe atrocità. Allora vedete quindi l'intervista di oggi al ministro Nordio e poi, come vi stavo anticipando, invece la riflessione del nostro direttore Giovanni Sallusti proprio su questo arresto della giornalista Cecilia Sala, la giornalista in cella a Teheran, cari compagni, l'Iran che ha arrestato Sala ha armato i tagliagole. Ecco, in passato questa Repubblica Islamica è stata esaltata da certi che soffrono di oicofobia, di odio verso la propria casa, la propria civiltà occidentale e però questo Iran è anche la testa di quella piovra che ha armato Hamas e a sinistra in tanti hanno inneggiato proprio ad Hamas, a questa resistenza palestinese. Ma allora iniziamo subito a leggere questa parte di intervista al ministro Nordio. Vedete, amnistia e indulto non sono la strada per risolvere i problemi delle carceri, a partire dal sovraffollamento ormai strutturale. Questi atti di clemenza, spiega libero il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha accompagnato il Papa al carcere di Rebibbia durante la cerimonia di apertura della Porta Santa, sono plausibili come segno di forza e di magnanimità, ma se vengono interpretati come provvedimenti emergenziali svuota carcere, sono manifestazioni di debolezza che mandano un segnale di impunità e di invito alla commissione di nuovi reati. Piuttosto, aggiunge il Guardasigilli, bisogna lavorare alla umanizzazione della pena, prevedendo attività culturali, lavorative o sportive dentro il carcere o modalità diverse dai penitenziari per scontare il proprio debito con la giustizia. Ed è questo il piano su cui il governo, dice il ministro, sta lavorando. Ministro Carlo Nordio, giorno di Santo Stefano, Papa Francesco ha appunto rivolto questo invito. Qui andiamo a pagina 5, così analizziamo tutta questa intervista. Poi, come vi dicevo, leggiamo anche l'editoriale e la riflessione del nostro direttore Giovanni Sallusti. E allora eccoci qui, ve la zoomo perché se no non si vede bene, vedete, intervista a Carlo Nordio. Ecco quindi ha aperto con un atto simbolico fortissimo il pontefice questo giubileo, aperto addirittura con una porta santa nel carcere di Rebibbia, cosa mai fatta in precedenza, ma ha riportato al centro dell'attenzione di tutti i cristiani, non solo, la situazione gravissima delle carceri. Cosa ne pensa, ecco, dopo questo monito, invito lanciato proprio dal pontefice? La risposta di Nordio: è un gesto evangelico davanti al quale dobbiamo inchinarci. Esso ubbidisce all'insegnamento di Gesù e del resto anche Giovanni XXIII era andato a benedire i carcerati a Regina Coeli. Ma oltre alla vicinanza cristiana, questa visita ci ammonisce a evitare quella cultura dello scarto che ci fa dimenticare chi sta espiando una pena. Nel 2024 sono stati quasi 88 i suicidi, il dato più alto degli ultimi anni. L'indice di sovraffollamento è al 133,4%, secondo proprio il garante dei detenuti. Qualcuno diceva che le carceri sono la cartina di tornasole della civiltà di un paese. Che voto allora assegnerebbe all'Italia? Il fenomeno dei suicidi è un fardello di dolore collettivo e quando avviene in carcere lo sentiamo ancora più gravoso. Tuttavia esso non è correlato al sovraffollamento, ma piuttosto alla solitudine, al dolore, alla mancanza di prospettive. Sotto questo profilo stiamo lavorando molto per potenziare il sostegno psicologico e cogliere i segnali di allarme di queste fragilità. Il sovraffollamento è problema altrettanto grave, ma non è certo di oggi. La percentuale oscilla secondo variabili diverse. Il numero dei carcerati in certi momenti aumenta in modo significativo ed in questo momento tutti i paesi d'Europa ne soffrono, Francia e Gran Bretagna assai più dell'Italia. Pensi che il nostro è uno dei pochi paesi non sanzionati dalla CEDU per le condizioni dei detenuti, dal momento che in Italia sono rispettati i limiti fissati dall'Unione Europea, che per poco si possa ritenerli, sono comunque 3 metri quadrati per detenuto. Non va dimenticato poi che più di un terzo dei detenuti è costituito da immigrati senza lavoro e questo è un dato oggettivo che va studiato senza pregiudizi. E qui ci permettiamo insomma di commentare questo dato, far notare che è veramente alto questo numero di immigrati detenuti e infatti poi
nel corso dell'intervista Nordio tornerà sul tema affermando che probabilmente per risolvere questo problema del sovraffollamento servono nuovi accordi con i paesi di origine, di provenienza di questi detenuti immigrati e che probabilmente devono scontare e espiare lì la pena. Servono questi accordi. E qui vedete, no, la foto di Nordio, il virgolettato, l'equilibrio, la strada giusta è umanizzare la pena con il lavoro, l'attività sportiva e anche culturale dentro una struttura che non necessariamente è composta di sbarre, quello che stavamo leggendo prima. A proposito del governo, il Papa, come è giusto, guarda alle coscienze. In maggioranza siamo tutti d'accordo sul fatto che un indulto incondizionato sarebbe nocivo. E poi qui vedete il ministro della giustizia, l'indulto offrirebbe un segnale di impunità e di invito a commettere altri reati, effettivamente. Lavoriamo a condomini dove far scontare i domiciliari ai senza dimora, sì alle comunità terapeutiche limitare la galera preventiva. Ecco, questo passaggio qui dei condomini dove far scontare i domiciliari ai senza dimora potrebbe creare problemi, se non altro mi viene da pensare quando qui poi lui spiega, aggiunge che sarebbero sì sottoposti al controllo delle forze dell'ordine, comunque della polizia, ma sarebbe un controllo non continuativo permanente, ma periodico. Qui appunto è scritto, riportato controllo periodico non continuo delle forze dell'ordine. Ma ci torniamo. Vedete, nella bolla di indizione del Giubileo il Papa ha chiesto alla politica provvedimenti concreti, in particolare due, amnistia e indulto. Cosa risponde il governo? Si potranno realizzare? Ecco la risposta di Nordio: il Papa come suo compito guarda le coscienze, sotto questo profilo nessuno di noi può dirsi migliore di un altro. E questo è il significato del non giudicate e non condannate che ci viene da Gesù. Ma lo Stato guarda alla certezza del diritto, alla sicurezza dei cittadini, alle aspettative delle vittime e non può chiudere i tribunali. Amnistia e indulto sono plausibili come segno di forza e di magnanimità, quello che stavamo leggendo prima, ma se vengono interpretati come provvedimenti emergenziali svuota carcere sono manifestazioni di debolezza che inducono alla prospettiva dell'impunità e alla commissione di nuovi reati. Ecco, qui appunto è giusto precisare perché lo Stato non può offrire questo segnale, no, quasi di resa davanti al crimine, quando lo Stato deve proteggere i suoi cittadini, soprattutto quelli che sono più inermi e che sono esposti alle violenze. Il giusto equilibrio si trova nella umanizzazione della pena, con il lavoro, l'attività sportiva e anche culturale all'interno di una struttura che non è necessariamente composta di sbarre, questo che appunto stavamo anticipando anche dal virgolettato. Penso alle comunità, ad altre forme di detenzione domiciliare per tossicodipendenti o autori di reati di minore allarme sociale. Ci stiamo lavorando, ma non sono cose che si possono improvvisare. Non si fa amnistia e indulto perché i partiti della maggioranza sono divisi o invece sono tutti contrari a provvedimenti di clemenza. No, siamo tutti d'accordo che un indulto incondizionato sarebbe inutile e nocivo. Del resto è la stessa dottrina cattolica a insegnarci che il perdono non è gratuito, presuppone la confessione, la penitenza e il fermo proposito della redenzione. In termini laici questi concetti si esprimono, come ho detto prima, con una umanizzazione della pena e la detenzione differenziata. E oltretutto qui verrebbe da osservare che spesso chi sta in carcere e sconta una pena esce e torna a commettere alcuni reati, anche gravi. Qual è il piano che il governo ha in mente in alternativa ad amnistia e indulto per diminuire il sovraffollamento? Appunto il sovraffollamento delle carceri. Ci sono varie direzioni su cui ci stiamo indirizzando. Intanto dei 16.000 detenuti in custodia cautelare in esecuzione della pena in carcere, migliaia non dovrebbero trovarsi lì. La quasi totalità di questi casi è composta, ecco il punto che secondo noi è dirimente, è composta da stranieri arrivati clandestinamente nel nostro paese. Molti hanno i requisiti per andare agli arresti domiciliari, ma non hanno un domicilio e per questo finiscono in carcere. L'idea su cui stiamo lavorando è di creare delle strutture, dei condomini, dove permettere a questi stranieri senza domicilio di scontare gli arresti, con un controllo periodico non continuo delle forze dell'ordine. Ecco, e questo, come dicevamo, può creare però dei problemi, insomma, solleva delle perplessità. Un'altra direzione è quella degli accordi con i paesi d'origine e forse qui bisognerebbe intervenire di più. Ci sono tanti detenuti stranieri che potrebbero espiare le proprie pene nei paesi da cui provengono. Occorre realizzare accordi in questo senso.
Terza direzione, bisogna limitare la carcerazione preventiva, enfatizzando la presunzione di innocenza. Solo in questo modo si potrebbero togliere dal carcere 18.000 detenuti in attesa di giudizio. Stiamo poi siglando accordi con le comunità terapeutiche per i reati connessi con la tossicodipendenza. Aggiungo che su questo tema è intervenuta anche la Chiesa con il cardinale José Tolentino de Mendonca, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano. L'ho incontrato giovedì a Rebibbia e prima ancora alla Giudecca. Infine stiamo lavorando sulle pene alternative alla carcerazione e sulla ristrutturazione di caserme dismesse. Ecco, però anche questa affermazione, questa proposta sulle misure cautelari in carcere, però stride con il fatto che spesso chi è lì, è vero che è in attesa della sentenza definitiva, però sta scontando appunto una misura cautelare e quindi se è stato destinatario di quella misura è perché si è riconosciuta una quasi evidenza della prova o comunque quei presupposti cautelari come il pericolo, no, della reiterazione di questo reato, insomma sono presupposti gravi da legittimare che appunto il soggetto sia lì in custodia cautelare in carcere e quindi inizia a essere problematico se una persona del genere poi possa essere in giro e magari ricommettere determinati atti e quindi rappresenta un pericolo per la collettività sociale. Attenzione. Che fine ha fatto invece il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, Marco Doglio, nominato con un decreto legge dal governo su sua proposta? Sta ultimando il progetto che diventerà esecutivo tra breve. Esso renderà possibile la ristrutturazione di carceri e l'adattamento di edifici compatibili con una detenzione sicura, superando molte lungaggini dovute alla burocrazia e alla complessità normativa. Entro un tempo ragionevole ne vedremo i risultati. E appunto ristrutturazione di questi carceri, ma verrebbe anche qui da aggiungere che probabilmente se c'è questo problema di sovraffollamento, se sono tanti, forse più che svuotare il carcere e dare questo segnale, no, di resa da parte dello Stato, un segnale che incoraggerebbe il lassismo, l'impunità, farebbe passare, veicolare questo messaggio, forse probabilmente, chissà, bisognerebbe costruire altre carceri. Andiamo un attimo però sull'ANSA, riaggiornandola per vedere se ci sono novità anche negli sviluppi per la vicenda della Cecilia Sala, della giornalista Cecilia Sala arrestata a Teheran, che è in isolamento nel carcere di Evin. Vedete c'è stata la visita da parte dell'ambasciatrice italiana, anche questo abbraccio e appunto è nel carcere dove sono tenuti i dissidenti politici. Ovviamente continueremo a seguire la vicenda, ma adesso leggiamo anche le considerazioni proprio del nostro direttore Giovanni Sallusti e allora intanto vi riprendo la prima pagina perché è lì che inizia il suo articolo. Vedete, ecco qui, la giornalista in cella a Teheran, cari compagni, l'Iran che ha arrestato Sala ha armato i tagliagole e appunto questo fa capire anche i cortocircuiti della sinistra, dicevamo prima, perché ha inneggiato tanto a questa resistenza palestinese, di fatto ha inneggiato ad Hamas che però era foraggiata, finanziata, armata da Teheran. La Teheran che adesso tiene appunto agli arresti Cecilia Sala e la Teheran che poi vedremo probabilmente sta compiendo anche un gioco di ricatti, come ha fatto notare ieri Fausto Biloslavo e tanti adesso anche giornalisti editorialisti, questo ricatto perché qualche giorno fa l'Italia aveva arrestato proprio un cittadino iraniano a Malpensa, accusato di aver passato tecnologia americana alla Repubblica degli Ayatollah, tecnologia che poi era stata impiegata, usata dai droni iraniani proprio per uccidere soldati americani in Giordania. Cecilia Sala è prigioniera, purtroppo, e dannazione e l'hashtag Cecilia Libera è un coro per una volta di una unanimità bella, auspicabile, necessaria. Ecco, esordisce così il nostro direttore Giovanni Sallusti. Libera da cosa? È la subordinata immediata. Dal totalitarismo islamista, liberticida e misogino, dalla notte teocratica in cui l'unico diritto è costituito dalla Sharia e dall'arbitrio degli Ayatollah. Se la detenzione della giornalista italiana nel carcere di Evin, destinato espressamente a reprimere il dissenso e tetramente noto per la sistematica violazione dei diritti umani, innesca quell'orrore unanime, è perché di fronte al volto, alla storia, alla persona con la cui penna e la cui voce abbiamo confidenza quotidiana, le costruzioni ideologiche franano.
si dissolvono anche alcune visioni, no, che soffrono di una certa oicofobia, dicevamo. Perché infatti qui Giovanni Sallusti infatti scrive che si dissolvono, si sgretolano anche gli esotismi intellettuali, questa ammirazione per tutto ciò che viene fuori, che proviene dall'altro rispetto all'Occidente. Quindi questi esotismi intellettuali evaporano, le idealizzazioni codarde del regime si sfaldano. È semplicemente orrendo essere una galera iraniana per aver esercitato la libertà di stampa e di espressione, ed è orrendo esattamente perché c'è un nesso tra le due cose. Non è orrendo da ieri mattina però, perché da quando è stata battuta la notizia che nessuno avrebbe voluto dare, Cecilia da 10 giorni è in mano alla Repubblica Islamica. Lo è infatti questo dall'aprile del 1979, quando venne appunto proclamato un tal genere di repubblica, con le parole di allora dell'Ayatollah Khomeini. Non solo una repubblica, non una repubblica democratica, non usate la parola democratica per descriverla. Questo è lo stile occidentale. Ecco, quindi non dimentichiamoci chi è in questo momento, qual è l'autorità che sta trattenendo, che sta arrestando appunto Cecilia Sala. La rivoluzione comunista nasce contro lo stile di vita occidentale, questo a cui faceva riferimento anche ieri, no, il nostro direttore nel suo editoriale qui su Radio Libertà, e paradossalmente proprio questa chiarezza estrema del suo padrino sul tema generò, ecco qua quello che dicevamo prima, l'innamoramento fatale presso le élite occidentali, sempre no, esterofile, sempre invaghite di tutto quello che è altro rispetto all'Occidente, esangui, ormai dedite alla decostruzione del proprio mondo, quindi in guerra culturale contro di esso, alla ricerca perenne di un altrove salvifico che le purifichi dal loro peccato originale, cioè l'appartenenza alla civiltà infetta e colonialista. È il grande abbaglio che inizia quindi con i filosofi in ginocchio dall'Ayatollah, capofila quel Michel Foucault in fregola per il tentativo di aprire nella politica una dimensione spirituale. Ecco, verrebbe da dire che questi sono stati sono state delle tensioni woke ante litteram, proprio per questa apertura così indiscriminata, fatale, verso culture che non erano e non sono democratiche e anzi sono espressioni di autocrazia, in questo caso fondamentaliste islamiche. Resistenza palestinese, ed è il grande abbaglio che ci siamo trascinati fino all'altro ieri, fino a 5 minuti prima di quell'agenzia maledetta che appunto ha riportato la notizia dell'arresto di Cecilia Sala. Ce lo siamo trascinati perfino nelle piazze post 7 ottobre, anzi soprattutto in quelle. Tutte quelle piazze ideologicamente ubriache che in questi mesi hanno inneggiato alla fantomatica resistenza palestinese, e non sono poche, non sono per nulla residuali, anzi sono sempre coccolate dal mainstream mediatico artistoide. Inneggiavano di fatto ai rapitori, perché queste sono sotto la Sharia, la giustizia è una roba da predoni, i rapitori di Cecilia. Inneggiavano alla piovra del terrore, con la T maiuscola, che con un braccio aveva appena macellato i civili israeliani, ma che possiede la sua testa proprio a Teheran, come appunto centrale operativa che alla fine pianificava quell'azione. Ce l'ha detto un paio di mesi fa il rapitore in capo, la guida suprema Ali Khamenei. Il 7 ottobre è stata un'azione perfettamente giustificata e logica, fondata sul diritto internazionale. Tutti coloro che non hanno denunciato questo obbrobrio, tutti coloro che l'hanno raccontato come il messaggio istituzionale di un capo di Stato e non il grido di guerra del capo dei tagliagole, hanno compiuto il gioco di quell'orrore che oggi ha imprigionato Cecilia. All eyes on Rafah, urlavano e ripostavano compulsivamente nella loro ossessione monomaniacale il presunto genocidio in cui consisterebbe la reazione dell'unica democrazia del Medio Oriente, la reazione al pogrom del 7 ottobre del 2023. Finti esperti, tutti gli occhi su Rafah, intanto nessuno però guardava a Teheran, agli omosessuali impiccati, alle donne massacrate dalla polizia morale, ai finanziamenti e alle armi smistate per i tentacoli della piovra. Peggio ancora degli islamo-gauchisti, ci sono i finti esperti, i geopolitologi da talk show che stravaccati in poltrona soppesano le ragioni di Israele e le ragioni dell'Iran come fosse una querela tra due stati di diritto entrati in collisione, non una lotta esistenziale
essenziale tra libertà e barbarie. Giusto ricordarlo questo. Ma Lorenzo, mi hai fatto notare che c'è una chiamata in attesa, vero? Allora la facciamo sentire, prego. Buongiorno signor Scimia, Lisetta. Ciao Lisetta, ben Allora, risentita. stamattina appunto per la notizia del signorina Sara, nessun quotidiano italiano, dico io, si azzarda o meglio sa cosa sia successo, ad esempio Repubblica, che è il giornale più importante. Io ci metto un bel punto di domanda, signor Scimia. Esatto. Nessuno sa, cioè lei ce li ha in mano tutti, io no, purtroppo Sì. ancora. E sì, un bel punto di domanda bello grosso. Voglio alzarmi io, spero di azzeccare sbagliato, perché per me è una spia. Per quello nessuno si azzarda a dire nulla. Io ho il coraggio, naturalmente, di dire questo e spero di sbagliarmi. Seconda cosa, la guerra, perché quella gente lì non prende i nostri per niente, Ma sai Lisetta, si è parlato anche, prima lo stavo accennando, questa ipotesi, no, di Fausto Biloslavo, dopo andiamo comunque su Repubblica anche il fatto che accenna questo, cioè l'ipotesi di una appunto, sorta ma di mi sembra ricatto da parte di una Teheran. cosa Prego, un scusami. po' azzardata dire che nessun quotidiano ne accenni. C'è qualcosa che non quadra. Speriamo che non sia come Regeni. Allora, spero di sbagliarmi, ripeto per la terza volta. La guerra in Ucraina, mettiamoci dentro perché c'è ancora sta benedetta guerra e non finisce più. La guerra in Ucraina, signor Scimia, ci ha mostrato, secondo me, che lo scontro è sì tecnologico, ma anche umano. Allora, le trincee, l'artiglieria pesanti, gli uomini e stivali sul campo, ma pure un ruolo decisivo giocato dai droni, dico io, che con il loro costo relativamente basso tengono scacco mezzi molto più costosi e in teoria molto più potenti. Il caso della flotta russa che nel Mar Nero ha imparato a sue spese, secondo me, la capacità di colpire dei piccoli droni marini ucraini, merita di essere ricordato, signor Scimia. Io la saluto e buona giornata. Grazie mille Elisetta anche per questa tua riflessione proprio sull'uso dei droni, perché effettivamente è così, mezzi che non costano tantissimo rispetto ad altri, insomma, mezzi usati ovviamente dalle forze aeree, dall'esercito, dalle forze di terra, che però sono in grado poi di causare danni e tenere in scacco gli eserciti avversari. Ma Lorenzo, me l'hai ricordato, adesso abbiamo la pausa e poi un'altra chiamata. Allora, prima il break e poi facciamo sentire la seconda chiamata, prego. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A te la linea. Grazie Lorenzo. E allora per rispondere velocissimamente a Lisetta, io intanto apro la prima pagina della Repubblica perché su Repubblica poi torneremo anche per leggere l'editoriale di Fuoco di Massimo Giannini, verrebbe da commentare che novità, un editoriale di Fuoco, questa volta il veleno soprattutto contro Musk, però siccome ce l'ha chiesto Lisetta, ecco vedete le ipotesi che per esempio esplora Repubblica per questo arresto di Cecilia Sala. Vedete, prigioniera a Teheran, Cecilia Sala in cella, fate presto, l'ombra della ritorsione iraniana, quello che stavamo anticipando prima, che aveva già spiegato ieri Fausto Biloslavo, per esempio anche sul sito del giornale, 3 giorni prima fermato a Malpensa un trafficante. Questo era avvenuto l'arresto il 16 dicembre, appunto, scorso 16 dicembre a Malpensa, un cittadino svizzero iraniano di 38 anni. Poi vedremo anche il Fatto Quotidiano, perché anche il Fatto Quotidiano sviluppa questa tesi. Vi faccio vedere adesso la prima pagina, ovviamente poi ci torniamo anche per l'editoriale di Travaglio. Vedete, intrigo internazionale dietro l'arresto di Sala, vendetta per il fermo del mister Droni di Teheran. E il tuo intervento, appunto, Lisetta, vedeva proprio l'intreccio tra questi due temi, no? L'utilizzo dei droni e l'arresto di Sala, ovviamente l'ipotesi dietro questo trattenimento. Ma c'è appunto una chiamata in attesa, io mi scuso per l'attesa, la facciamo sentire, prego. Buongiorno Scimia, chiamo dal Veneto. Ecco, proprio su questo Ciao. argomento. Come? Ciao, no, scusami, stavo salutando, prego, dici pure. Ecco, su questo argomento metti bene a fuoco quello che scrive il giornale Il Tempo, ovvero
Teheran sta trattando la liberazione di Cecilia Sala in cambio di garanzie sull'iraniano Mohammad Abedini, imprenditore iraniano-svizzero di 38 anni, arrestato a Milano il 16 dicembre su richiesta delle autorità statunitensi. Un soggetto particolarissimo su cui gli agenti segreti americani avevano già acceso i riflettori, perché è accusato di aver fornito supporto materiale a milizie legate ai Pasdaran, contribuendo alla costituzione di droni utilizzati in un attacco del 28 gennaio 2024 in Giordania, che ha causato la morte di 3 soldati americani e ferito oltre 40 persone. Questa è la chiave di tutto. Grazie Scimmia. Grazie, esatto. Ovviamente anche il tempo riporta questo. Io adesso ve lo zoom. Intanto partiamo prima, siccome ve lo stavo citando, anche dal giornale. Qui vedete, adesso anche questo è zoomato, dal sito del giornale, l'intervento proprio di Fausto Biloslavo, sapete, uno dei più famosi, apprezzati giornalisti di guerra, è stato anche nostro ospite, vi ricordate, per Radio Libertà. Ecco perché l'Iran ha arrestato Cecilia Sala, quello che stavamo dicendo. 16 dicembre scorso, infatti, un cittadino iraniano è stato arrestato a Malpensa con l'accusa di aver contrabbandato tecnologia statunitense usata per poi uccidere dei soldati statunitensi in Giordania e come ci hai fatto notare te nel tuo intervento, è quello poi che questa ipotesi è l'ipotesi che viene ripresa da vari quotidiani. Io prima ho citato Repubblica, ho fatto per menzionare quelli dell'altra area, ma appunto anche il tempo, perché vedete qui a pagina 3, Torchiaro in retroscena, spunta la spy story, la pista dello scambio di prigionieri. Il regime di Khamenei arresta la giornalista Cecilia Sala, la sinistra che ci va in piazza insieme ora si sbraccia. Fra ricatti e terrore è tutto come scrisse Oriana Fallaci. Esattamente questa guerra, questo scontro di civiltà, Oriana Fallaci citata ieri anche dal nostro direttore Giovanni Sallusti, e vedete poi quant'è evocativo questo titolo del tempo della prima pagina, Inshallah, perché? Perché ovviamente è un riferimento al romanzo di Oriana Fallaci, a questa invocazione, a questo modo di dire appunto che significa se Dio vuole, e che però è anche, vedete qui le lettere in rosso riportano il nome appunto del cognome della giornalista trattenuta, arrestata in Iran, Sala, Inshallah. La spy story qui sul Tempo, giustamente tu facevi riferimento anche a questo quotidiano, vi dicevo a pagina 3, e qui viene approfondito. Ci vado intanto così, intanto appunto approfondiamo questo tema. Spunta la spy story, quell'iraniano fermato a Milano 3 giorni prima, il giallo, Cecilia bloccata proprio per compiere uno scambio. Mohammed Abedini è in carcere, gli USA ci chiedono l'estradizione, i suoi droni utilizzati per un attacco che ha ucciso 3 soldati americani. E qui torniamo al punto di prima, no, con il tuo intervento Lisetta, cioè la potenza di fuoco, la pericolosità di questi droni che effettivamente non costano tanto, magari come un blindato, come alcuni mezzi, pensiamo semplicemente ai mezzi a disposizione per esempio dell'aviazione, i caccia, quanto possono costare, no? In proporzione rispetto ovviamente a un drone, ma quanto sono pericolosi e dannosi questi droni utilizzati poi soprattutto dietro le linee. E qui l'editoriale invece di Gianluigi Paragone, il regalo di Natale di Khamenei all'Occidente, e infatti che bel regalo. Qui poi la doppia morale, siamo sempre a pagina 3 del Tempo, ecco, abbiamo fatto un attimo questo excursus, vedete la doppia morale, Salis e Zaki chiedono di liberarla subito, ma solidarizzano con i Propal, amici di Hamas. Ecco perché dicevamo questo cortocircuito su cui appunto scrive oggi il nostro direttore Giovanni Sallusti. Ma allora finiamo di leggere il suo editoriale e poi andiamo avanti in questa cavalcata. Noi ovviamente continuiamo poi a leggere i vostri messaggi e ovviamente se ci dovessero essere altre chiamate poi le riceviamo, ecco. E allora dicevamo andiamo a pagina 9, ritorniamo a pagina 9 di Libero, proprio per l'ultimo paragrafo di questo editoriale. Vedete, prima stavamo leggendo dei finti esperti, dei geopolitologi da talk show che stanno appunto a pontificare nei talk show italiani.
Ecco, tutta questa fauna politico-intellettuale che mette sullo stesso piano Israele e l'Iran, cioè un paese democratico avamposto dell'Occidente e Medio Oriente, l'abbiamo sempre ribadito, un paese che deve reagire all'attacco barbaro che ha subito lo scorso 7 ottobre 2023, mettono sullo stesso piano questo paese con invece la Repubblica Islamista totalitaria di Teheran. Questa fauna politico-intellettuale, scrive Giovanni Sallusti, che consciamente o inconsciamente ha sempre visto di buon occhio la rivoluzione islamista, perché in fondo era anzitutto una rivoluzione anti-occidentale, anticapitalista, e quindi non c'è bisogno di dirlo, anti-ebraica. Oggi scopre la barbarie, perché non puoi non scoprirla di fronte all'inaudito, di fronte a Cecilia in una cella per aver scritto, parlato, pensato da donna libera. L'augurio allora è doppio: che Cecilia torni immediatamente, anzi che sia già tornata quando questo pezzo va in stampa, e che nessuno si dimentichi più della barbarie. Ecco, infatti ieri dicevamo era intervenuto anche su queste onde, su queste frequenze di Radio Libertà il nostro direttore. Qui vi riprendo, vi riassumo l'intervento di ieri, vedete 27 dicembre 2024, per chi se lo fosse perso: Cecilia libera in nome della libertà di Oriana, perché giustamente si ricorda questo episodio a proposito dello scontro di civiltà. Per ricordarlo a coloro che se lo sono dimenticato e non l'hanno mai chiarito, dobbiamo appenderci alle parole di Oriana Fallaci, alla sua intervista all'Ayatollah Khomeini, uno di fronte all'altra. A un certo punto la Fallaci chiese conto a Khomeini dell'imposizione del Chador, una prigione per le donne libere, e lui, sorpreso, le disse: tutto questo non la riguarda, i nostri costumi non riguardano voi occidentali, se la veste islamica non le piace non è obbligata a portarla, il Chador è per le donne giovani e per bene. E Oriana rispose: benissimo, mi tolgo subito questo stupido cencio medievale, e si tolse il velo con un grandioso atto di diversità culturale. Rileggiamo quell'intervista per capire la posta in gioco, la dedichiamo a Cecilia Sala, che vogliamo torni libera. C'è un'altra chiamata in attesa, allora la facciamo sentire, prego. Sì, buongiorno, io parlo da Trieste, buongiorno. Ciao. Volevo dire, per liberare le carceri bisogna mandare a casa loro tutti questi extracomunitari che sono lì, che occupano per il 40% le carceri. Poi un'altra cosa, continuate a dire che questo Stato di Israele è democratico, ma è 80 anni che sta massacrando un popolo. Ma che democratico? Ma come volete che finisca la guerra dopo 80 anni di odio, di massacri, di uccisioni? È impossibile. Israele dovrebbe andare via di là, che si trovi un'altra parte del mondo. Ciao. Ciao, no, su questo lo sai, siamo assolutamente in disaccordo, perché abbiamo sempre ribadito Israele come avamposto di libertà, di democrazia, Israele che è attaccato da quanti sono in realtà i nuovi antisemiti, i nuovi nazisti che vorrebbero che scomparisse, che fosse cancellata dalle cartine. E giustamente Israele si deve difendere, e non si capisce perché tutti gli stati possono difendersi, e invece no, Israele deve accettare il martirio, deve di fatto accettare che venga presa sotto attacco. Adesso abbiamo visto anche ultimamente dagli stessi ribelli Houthi, perché continua comunque tutta questa serie di attacchi ai danni di Israele. Gli Houthi, come sapete, un'altra milizia sicuramente utilizzata dalla stessa centrale operativa che è appunto Teheran, e quindi risponde sempre lì a questo mostro, a questa grande piovra, e abbiamo capito che la testa è lì a Teheran. Ma noi adesso, prima c'è un'altra chiamata, allora la facciamo sentire così poi iniziamo a leggere anche i vostri messaggi e continuiamo la rassegna stampa. Prego. Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Israele è l'unica democrazia mediorientale e va difesa, perché è un paese che permette a tutti all'interno del proprio paese di essere liberi, anche agli arabi palestinesi. Quindi chi afferma che Israele deve andare da un'altra parte evidentemente non si sente occidentale. Io però non era su questo che volevo intervenire, era sul discorso della difesa dell'Ucraina. Allora, noi stiamo aiutando l'Ucraina da 3 anni ormai, più o meno febbraio 2022 mi sembra. Non abbiamo ottenuto niente, abbiamo soltanto praticamente compromesso la nostra economia per aiutare un paese che non è né facente parte dell'Unione Europea né facente parte della NATO.
Allora, vogliamo davvero ridurci male? Nel senso che noi abbiamo rinunciato al gas russo, che per noi era comodo e costava molto di meno, per prendere il gas americano o quello dei paesi mediorientali che ce lo vendono a prezzi molto più alti. Abbiamo distrutto la nostra economia e gli unici soldi, e chiudo, che la Commissione europea ha considerato investimenti sono quelli riguardanti gli armamenti, cioè la difesa. Quindi noi stiamo togliendo soldi per il nostro stato sociale, per la nostra istruzione, per le nostre esigenze di comuni cittadini, per darli in mano a chi produce armi da mandare in Ucraina? Ma stiamo impazzendo? I primi ad odiare l'Europa e i loro popoli sono coloro che fanno parte della Commissione europea, cioè i politici di Bruxelles che ci governano. Ciao a tutti e grazie. Ciao Marco, grazie per questo che ci hai detto, innanzitutto per aver ribadito che appunto Israele è democrazia e che poi tutela i diritti anche delle minoranze arabe che sono lì, no? Israele è tanto odiato da chi evidentemente non ha simpatia, non nutre simpatia verso i nostri valori occidentali, perché sappiamo che lì sono tutelati omosessuali, sono tutelate quelle persone che invece i regimi appunto islamici invece massacrano senza pietà. Grazie per averci ricordato anche queste scelte folli dell'Unione Europea, questa ipocrisia di fondo, perché sì, continuiamo ad armare l'Ucraina, abbiamo sempre sostenuto il diritto sacrosanto dell'Ucraina di difendersi, però siamo arrivati adesso ad un tale livello di carneficina, di strage, quasi 1 milione di morti, e tutti speranzosi, adesso confidiamo in Trump, vista la sua promessa di arrivare ad una pace, a un negoziato il prima possibile, e visti insomma gli spirali che si stanno aprendo. Ci torneremo perché il premier slovacco Fico ha aperto a questa possibilità di un tavolo negoziale, lo stesso Putin non si è dichiarato contrario, però dagli Stati Uniti, da questa amministrazione Biden uscente, è stato detto ma le parole di Putin sono vuote, anche perché Putin, come ha ribadito, probabilmente non aderirebbe a quel punto della pace proposta dall'entourage, dallo staff di Trump, secondo cui l'Ucraina dovrebbe solo ritardare il suo ingresso nella NATO di 10-20 anni. Putin vorrebbe che l'Ucraina fosse permanentemente neutrale. Però quello che ci hai detto adesso ci permette anche di ricollegarci all'articolo di oggi di Tabarelli sulla Stampa. Lo andiamo a prendere proprio sull'ipocrisia dell'Unione Europea, sulla sua dipendenza ancora, nonostante le chiassose proteste contro l'invasione russa in Ucraina, sulla sua dipendenza dell'Unione Europea ancora dal gas russo. Ed è un articolo che fa riflettere anche su certe ipocrisie, perché a un certo punto lo stesso Tabarelli scrive: vi rendete conto che sussiste ancora un accordo per il passaggio di un gasdotto russo sul territorio ucraino, questo mentre i due paesi, lo scrive lui, si stanno scannando. E allora andiamo a pagina 6 e 7 della Stampa di oggi, perché i temi appunto sono collegati. Vedete il lungo inverno del caro energia, perché questo è un tema che si potrebbe poi riproporre. Qui il suo commento di Davide Tabarelli, vedete, siamo qui sulla Stampa di oggi. E allora, l'inverno è cominciato da poco, ma si annuncia lungo e problematico per i prezzi dell'energia in Europa. È il quarto consecutivo in tempo di guerra, sì, perché il rialzo delle quotazioni del gas era già cominciato nel settembre del 2021, mesi prima dell'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022. Sapete che poi su questo aumento dei prezzi del gas, delle forniture, si è detto di tutto e di più, soprattutto alcuni avevano fatto notare, guardate che i prezzi erano schizzati alle stelle proprio poi sulla borsa di Amsterdam relativa appunto a questo scambio di materie prime, era già iniziato molto prima che cominciasse la guerra, quindi indipendentemente dal fattore bellico. Però alcuni hanno fatto notare, e qui lo riporta Davide Tabarelli, guardate che quelle voci si erano già diffuse, perché comunque si sapeva, si stava notando, i satelliti l'avevano fatto vedere, che si stava tenendo questo fortissimo ammassamento di truppe russe al confine con l'Ucraina, e quindi tutto lasciava presagire ad un'invasione, ad uno scontro armato, e perciò i prezzi stavano già iniziando a schizzare, ad impennarsi. I mercati in maniera razionale, qui lo scrive Tabarelli, avevano già cominciato a preoccuparsi vedendo che la Russia ammassava truppe al confine. Nelle ultime ore siamo tornati a rivivere lo spettro di quegli aumenti con le quotazioni a 48 euro megawattora.
megawattora, massimo da 1 anno e 18 euro in più dei minimi della scorsa primavera. Certo, siamo ben lontani dai picchi oltre 300 euro del settembre 2022, vi ricordate, no? Quelle follie, le bollette astronomiche, ma siamo a più del doppio delle medie di lungo termine di 20 euro precedenti la crisi. Le ragioni dell'ultimo rialzo sono sempre collegate alla Russia, da cui l'UE, ecco qua, nonostante i suoi chiassosi proclami, ha continuato ad importare gas, seppur a volumi ridotti. Il prossimo 31 dicembre scadrà il contratto di transito tra Ucraina e Russia che ha consentito di portare gas in Europa. Paradossale è, quello che stavamo accennando prima, che mentre si scannano abbiano in essere un contratto di transito che rispettano, nonostante che fin dalla caduta dell'URSS sia stato uno dei forti motivi di scontro, di attrito tra i due paesi. L'Unione Europea ha fatto embargo su tutto, carbone, petrolio, gasolio, benzina, ma non sul gas, e le sue importazioni, per quanto ridotte, hanno aiutato a mantenere calmi i prezzi. Il rubinetto aperto dalla Russia, anche se utilizzato meno, è stato sempre disponibile e per un mercato al margine come quello del gas è stata una forma di assicurazione. Avesse fatto freddo e fosse arrivata un'impennata dei consumi, ci sarebbe sempre stata la Russia disponibile. Dal 1° gennaio, come detto da Putin, questa possibilità non ci sarà più. Nel 2023 l'UE ha importato 33 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, molto meno dei 153 del 2021, ma pur sempre il 10% dei consumi finali. Quest'anno le importazioni sono leggermente aumentate a 35 miliardi, ma senza transito si dimezzeranno nel 2025 e rimarranno solo i 20 miliardi via gas naturale liquefatto, anche questi a parole, nel mirino delle sanzioni UE. Con meno Russia sale la rigidità nel sistema energetico europeo quest'inverno, già alle prese con scorte che stanno scendendo più velocemente dei passati inverni, perché quest'anno fa più freddo. Il problema è sempre in febbraio-marzo, quando potrebbe arrivare una botta di freddo con un balzo dei consumi per i quali le scorte potrebbero non essere sufficienti. In forte salita sono anche i prezzi dell'elettricità, in quanto questa è composta in buona parte con il gas. Nelle ultime settimane il prezzo all'ingrosso dell'elettricità in Italia è stato costantemente intorno ai 130 euro megawattora, anche questo più del doppio delle medie precedenti la crisi. Qui l'intermittenza delle rinnovabili aggiunge complicazioni e forti rialzi nei periodi in cui non c'è vento, come è accaduto spesso di recente. L'impennata delle bollette dei vulnerabili, annunciato ieri del 18%, è riconducibile a queste tensioni internazionali e riporta le tariffe oltre i 31 centesimi di euro per kilowattora, valori che non si vedevano da fine 2022. Quella dei vulnerabili è una dinamica significativa di tutto il mercato, sia famiglie che purtroppo imprese, quelle che l'anno prossimo faranno più fatica a rimanere aperte. Nel terzo inverno di crisi, sentite qui la conclusione di Tabarelli, con prezzi dell'energia sempre alti, la Commissione continua per la sua strada della transizione della transizione green, ed evita queste questioni scomode come il carbone, il nucleare e la produzione interna di gas, una fuga dalla realtà irresponsabile, un delirio che fa parte del declino del vecchio continente. Ecco, lo scrive oggi un esperto come Davide Tabarelli, appunto un stimatissimo analista così autorevole, non lo scrive un pericoloso sovranista di AfD, ma l'atto di accusa verso questa Commissione europea è chiarissimo ed è inattaccabile, vista insomma proprio la fuga dalla realtà, l'irresponsabilità di questa Unione Europea che continua a chiedere transizione green e quindi a premere l'acceleratore su questa strada qui. Vedete, a proposito poi invece della guerra in Ucraina, delle prospettive di pace, dei possibili negoziati, qui a pagina 7 della Stampa il titolo: Zelensky stremato e sempre più solo, ora spera nella pace giusta di Trump. Gli alleati europei vacillano, sanno di non poter fronteggiare la Russia senza gli Stati Uniti, ma la maggioranza degli ucraini considera la cessione di territori inaccettabile. Questa l'analisi di Anna Zafesova. E poi vedete anche il virgolettato: duello a distanza, Washington, vuote le parole dello zar sulla fine della guerra. E poi quello che stavamo dicendo prima,
ci stavi anticipando Marco nella chiamata, è giusto continuare questo sostegno e qui le spaccature tra i vari partiti, vedete la Lega a destra, Movimento 5 Stelle e AVS a sinistra spingono per uno stop alle forniture, partiti italiani divisi sul sostegno militare a Kiev, ma in Parlamento c'è un'ampia maggioranza. C'è un'altra chiamata in arrivo, allora la facciamo sentire, ci scusiamo sempre per l'attesa, prego. Pronto? Pronto, sì. Pronto? Buongiorno Scimia, sono Mario. Ciao Mario, Senta, mi hai risentito? una premessa, mi sente? Sì, 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 Una ti premessa, sentiamo. per cortesia. Li legga anche l'Unità e il Manifesto, li legga tutte le mattine, ma per cortesia non la Repubblica, il giornale più vergognoso d'Italia, il giornale sinistroide della famiglia Lapo, Agnelli, Elker, tutta questa gentaglia qua. Ci risparmi la Repubblica. Ripeto, meglio l'Unità e il Manifesto. Ecco, questa premessa. Poi io torno indietro a 22 anni fa, al 1979, caro Scimia, perché la gente non ha memoria, per dimostrare che la sinistra sta sempre dalla parte sbagliata della storia. Non ne imbroccano mai uno. Io mi ricordo del 79, le manifestazioni della sinistra per strada, per la caduta dello Shah, serbo degli americani, il serbo della CIA, il che era anche vero, per carità di Dio. Ma qualcuno, ma proprio pochi, gli facevano gentilmente notare: guardate che chi deve venire, l'Ayatollah Khomeini, è molto più pericoloso dello Shah, è molto più reazionario a destra quasi dello Shah, va bene? E loro contenti, è caduto lo Shah. Quando Khomeini è andato al potere, caro Scimia, la prima cosa che ha fatto, va bene, ha messo fuori legge il Tudeh. Il Tudeh era il partito comunista iraniano, che aveva anche un certo seguito, perché definiva i comunisti e quelli di sinistra in generale dei senza Dio e dei pervertiti. Cioè loro sono stati vittime le prime della repressione khomeinista, che loro sapevano benissimo che si passava dalla padella nella brace, va bene, a un regime peggiore di quello dello Shah. Però erano tutti contenti per le strade italiane, come manifestavano con le bandiere rosse, non avendo capito autenticamente proprio una beneamata minchia, come dicono in Sicilia, di quello che succedeva in Iran. Ecco, questa era una dimostrazione storica, un po' di memoria storica per quelli di sinistra che non ce l'hanno. Io nel 79 avevo 22 anni e li vedevo trionfanti con le bandiere rosse, pensando che era caduto lo Shah e veniva il liberatore dei popoli. Li ha messi tutti fuori legge il giorno dopo che è andato al potere e molti li ha pure fucilati. Ciao Scimia. Ciao Mario, grazie per avercelo ricordato, ma infatti prima stavamo dicendo che certe elite intellettuali, ma soprattutto a sinistra, sempre così innamorati di tutto quello che era altro, che era in opposizione all'Occidente, tu giustamente facevi riferimento a queste folle entusiaste per la cacciata dello Shah, Reza Pahlavi, dicevano è caduto un regime reazionario amico dell'Occidente e poi sono venuti in realtà al potere i veri reazionari, quelli che mettevano al bando altre minoranze, dissidenti comunisti, quelli che hanno instaurato di fatto un totalitarismo teocratico, ierocratico e che quindi adesso stanno anche poi il nome avevamo anche riportato questo dato, cioè che poi la stessa Costituzione iraniana che prevede che appunto ci sia questo dovere della Repubblica Islamica di sostenere quelli che sono in lotta, secondo loro, contro autorità dispotiche, quindi il diritto alla resistenza contro forme di tirannide e quindi la stessa Costituzione iraniana che di fatto consente, giustifica questa intromissione dell'Iran, per esempio nella questione palestinese, e che permette al regime iraniano appunto di essere lì su quello scacchiere a destabilizzare Israele e di fatto poi a finanziare Hamas, a sostenerlo, ad aiutarlo militarmente e anche operativamente. Sono tantissime le questioni che stiamo cercando di riepilogare oggi, di affrontare in questa rassegna stampa, tantissime perché vedo anche poi quelle che avete esplorato voi anche nei messaggi che ci avete mandato e sono tantissimi. Allora iniziamo a leggerli velocemente. I terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 non si sono presentati con un cabaret di pasticcini al concerto dei ragazzi che si teneva nel deserto vicino alla striscia di Gaza, ci scrive Marco da Milano. Effettivamente, giusto, ricordiamocelo questo, visto che qualcuno
ha osato dire ma la colpa è di Israele che sta lì da 80 anni a seminare l'odio. Ma quale odio? L'odio è quello che invece riceve Israele, da cui si deve difendere, e dicevamo non si capisce perché l'unica democrazia che riconosce quelle libertà, quei diritti anche a chi è appunto minoranza come gli arabi israeliani, che riconosce questi diritti ai tanti omosessuali, dicevamo, impiccati negli altri paesi del Medio Oriente, in questi presunti regimi che non hanno assolutamente nulla di democratico, ecco perché non si deve difendere questo Stato. Poi Silvio da Torino: Israele è stato attaccato dagli islamici dal primo giorno della sua esistenza. Non so se fu una scelta buona a quel posto, circondato da nemici non disposti ad accettarne la sua esistenza. Brutto posto in Medio Oriente. Come diceva Berlusconi, i musulmani sono indietro di 500 anni, scusatemi. Sì, c'è un problema proprio all'interno del mondo islamico di riuscire poi a far evolvere i propri sistemi statuali verso forme compiute di democrazie. E questo poi è sempre il grande interrogativo, no? Che ci riguarda, perché abbiamo pensato noi occidentali soprattutto con i neocon, vi ricordate, con Bush, con l'invasione dell'Iraq o la seconda guerra del Golfo, che si potesse esportare la democrazia. E l'abbiamo vista questo tentativo anche all'opera con le stesse primavere arabe sotto l'amministrazione Obama. Quali siano stati poi i risultati l'abbiamo visto. È un errore che l'Occidente, come ha scritto Marcello Veneziani qualche giorno fa, sembra non aver capito, cioè che passare da forme magari di autocrazia laica, come è successo anche con la Siria di Assad, a poi cosa? Perché è sempre un salto nel vuoto. Se lì non c'è un passaggio, una maturazione proprio naturale, che venga dal basso, dalle società civili, un passaggio verso le democrazie, il rischio poi è che appunto queste tirannidi laiche, che però consentivano anche per esempio la professione della libertà religiosa, abbiamo visto anche in Siria, subito uno dei primi atti, gli attacchi contro il simbolo del Natale, gli alberi di Natale che sono stati incendiati lì, e quindi il rischio poi è della persecuzione delle minoranze cristiane, quando poi regimi sì spietati ma laici vengono sostituiti da tirannidi religiosi e integralisti. Mauro Diseo: Cemia, l'Occidente di Biden, Ursula e vassalli vari non hanno, questo Occidente qui, non può vantare nessuna superiorità morale, neppure contro una nazione come l'Iran. Post scriptum: il 7 ottobre è stato orchestrato, come dimostra la commissione d'inchiesta chiusa dal governo stesso di Netanyahu. Per favore, no Mauro, qui ti sbagli, perché assolutamente falso quello che scrivi, più che cioè giusto far riferimento alla commissione d'inchiesta che è stata voluta dal governo di Israele, ma quello che è emerso, altro che orchestrato, è che questo atto fu diciamo quasi, non dico intuito, ma fu segnalata la pericolosità di alcune manovre, fu segnalata ai servizi segreti israeliani, e questo pericolo invece fu sottovalutato. Ben diverso insomma il fatto cui fai riferimento tu. Sempre te Mauro, ci avevi scritto però prima un altro messaggio: buongiorno, divertente, Cecilia è in carcere, mentre gli indignati scordano più di 200 giornalisti che vengono uccisi da Israele e 5 arrestati ieri dai democratici, ma poi la libertà in Italia, per favore. E no Mauro, anche qui ti sbagli, perché l'abbiamo ribadito, Israele come presidio di democrazia, e non si può difendere l'Iran, a meno che, come abbiamo già detto prima, si abbia una sorta di repulsione, di odio verso le libertà occidentali, e probabilmente si desideri stare in queste autocrazie qui. La disumanità delle carceri deve essere proporzionale alla disumanità del reato che il detenuto ha fatto. Questo è un altro messaggio in riferimento a quello che stavamo leggendo prima dall'intervista al ministro Nordio, e qui ci trovi però in disaccordo, perché la pena appunto deve tendere alla rieducazione, alla risocializzazione ovviamente del detenuto. È giusto quello che ha detto il ministro Nordio a proposito del carcere, che deve prevedere questi momenti rieducativi, culturali, e anche riprevedere l'inserimento nel mondo del lavoro, però attenzione a non dimenticarsi delle tante persone offese, vittime dei reati, e soprattutto del fatto che la collettività deve proteggersi dai criminali, da chi ha compiuto questi reati così gravi, di forte allarme sociale, e quindi deve essere anche sempre tenuta in considerazione questa funzione di deterrenza del carcere. Per esempio prima Walter ci aveva scritto:
Ciao per Vittorio, quindi un'ipotesi di Nordio è: vengo condannato, sono senza casa, mi danno la casa, vitto e alloggio. Che bella deterrenza efficace. E avevamo letto infatti quella proposta di Nordio, noi già avevamo un po' sollevato qualche perplessità, nutrito qualche dubbio, cioè se c'è un detenuto senza fissa dimora, ma prevediamo magari per svuotare i carceri, queste carceri qui, di poter mettere appunto i detenuti senza fissa dimora in condomini che poi saranno magari controllati dalla polizia, dalle forze dell'ordine. È una proposta un po' pericolosa. Ma Lorenzo, tu ci hai ricordato che abbiamo già sforato per il break, allora piccola pausa, ci troviamo fra pochissimo per chiudere la rassegna stampa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A te la linea. Grazie Lorenzo, allora vedo per esempio tanti altri messaggi sempre sulla questione carceri, che ovviamente abbiamo affrontato durante l'intervista che avevamo letto, l'intervista al ministro Nordio, ministro della giustizia. Allora per esempio lavori forzati, altro che indulto e attività sportive, il carcere deve essere un deterrente molto forte, infatti quando escono ridelinquono come prima, perché tanto in carcere stanno bene, non hanno paura di ritornarci. E anche questo è vero, cioè comunque è vero che da nostra Carta Costituzionale il carcere deve tendere alla rieducazione, è giusto prevedere questi momenti, no, però bisogna anche tenere in mente che chi ha commesso questi gravi reati deve scontare la sua pena, deve essere soprattutto consapevole del male che ha reso alla società che appunto ha afflitto con le sue condotte, e soprattutto ci deve essere la possibilità di risarcire, aggiungiamo noi, di risarcire le vittime dei reati. Mario poi che ci scrive: buongiorno, sono contrario ad amnistia e indulto perché passerebbero per un segnale di impunità per quella serie di reati che influiscono sulle persone più deboli, droga, furti, borseggi. Verissimo Mario, perché qui nessuno pensa mai alle vittime, reati che magari sono considerati di poco, scarso allarme sociale, che però affliggono le persone più deboli, come hai scritto te, e che poi magari sono reati che vengono commessi con numeri spaventosi, e magari non vengono manco più denunciati questi reati, no? Quelli contro il patrimonio, soltanto perché magari sono di modico valore, ma poi magari sono tantissimi questi reati e colpiscono, come hai scritto te, i più deboli. Ambrogio: certo che il 2025, anno ahimè, quello del giubileo, sarà costellato dai deliranti proclami dell'argentino, e a Rebibbia abbiamo già assaggiato l'antipasto. Caspita, qui addirittura pesantissimo, molto caustico Ambrogio, però sono proclami questi qui a Rebibbia che vanno presi con le pinze. Molto più diplomaticamente abbiamo sentito prima Nordio che diceva: ma il pontefice parla alle coscienze, è giusto che evangelicamente ricordi anche il dovere della misericordia verso i carcerati, ma noi rappresentiamo lo Stato, non possiamo rinunciare alla certezza del diritto, non possiamo garantire l'impunità per i criminali, non possiamo chiudere i tribunali. Quindi della serie, chi commette certi reati deve sapere che non la passerà liscia, che è un pericolo per la collettività e che quindi deve stare in carcere. Ho visto che, ecco, tanti altri messaggi, per esempio sempre sullo scontro nel Medio Oriente tra Israele, Hamas, e per esempio forse mi sono perso invece anche altri messaggi. Vediamo qui sulla questione delle carceri, vediamo Lorenzo da Como per esempio ci aveva scritto sul tema a riguardo: buongiorno per Vittorio, una persona che non ha un domicilio, probabilmente non ha una famiglia, non ha un lavoro, non ha quindi le basi per poter condurre una vita all'insegna della legalità. Bisogna prima capire come rendere più normale la vita di queste persone, ma soprattutto capire se queste persone vogliono condurre una vita regolare. In caso negativo resta solo il carcere, anche perché nel loro caso libertà uguale illegalità con tutte le sue conseguenze. Buona giornata. Grazie Lorenzo, giustissima questa riflessione, ma infatti io aggiungerei questo, che se una persona non ha un domicilio e viene da altri stati, ma perché dobbiamo continuare a tenerla sul nostro territorio, che magari appunto come hai scritto te, come riesce ad uscire dal carcere, come è libera, torna a delinquere? E no, infatti anche lo stesso ministro Nordio prima accennava alla necessità, direi io, di nuovi accordi con i paesi di origine per appunto consentire a questi detenuti di scontare lì le loro pene. E riguardo a chi invece non ha un lavoro, non ha un domicilio, a questo punto però non viene da altri paesi, italiano, a questo punto è ovvio che
appunto il carcere tenda ad una funzione rieducativa, di risocializzazione, che quindi ci siano questi momenti di formazione, ben vengano questi momenti di formazione lavorativa, professionale nel carcere, proprio perché ci possa essere un reinserimento. Però è anche giusto secondo me che magari i proventi di queste attività lavorative vengano in parte devolute, per esempio, al risarcimento delle tante persone che sono state persone offese dai reati, alle vittime dei reati. Credo che abbiamo esaurito questa parte dei messaggi. Volevo dare un'occhiata però per esempio ai messaggi Facebook, perché magari anche le altre volte è successo che poi non riuscissi a leggerli, e appunto i vostri commenti sotto la diretta, no? Le 2 dirette, per esempio c'è Massimo che ci saluta, anche Rosaria ci manda un saluto con i suoi cuoricini verdi. Sto vedendo qui sotto la diretta Facebook la pagina della radio, vedo anche sotto la pagina della Lega, per esempio Giampiero, che ci scrive: "Ah, caspita, polemicamente la Lega che parla di libertà è un controsenso, basta vedere il nuovo codice della strada". E su questo apriremo un lunghissimo capitolo, perché quante sono state le fake news messe in giro dalla sinistra a proposito del nuovo codice della strada, tra cui addirittura, pensate, l'assurdità, quella della tachipirina o dei farmaci da banco che addirittura farebbero scattare delle sanzioni, delle vere e proprie menzogne, fake news. Tutti i giorni Maria Teresa infatti commenta: "Tutti i giorni sentiamo quante persone vengono investite sulla strada, trovi lei una soluzione migliore se non le sta bene". Effettivamente, brava Maria Teresa, è anche il senso di quell'intervento di risposta, di reazione del capitano Matteo Salvini a Vasco Rossi, che aveva sostenuto che insomma questo nuovo codice della strada fosse repressivo, che non si possono più fumare le canne, poi si rischiano delle sanzioni, degli effetti, delle conseguenze legali spropositate, e giustamente Salvini aveva detto: "Vado a parlare con i familiari delle vittime di incidenti stradali mortali, di chi con i familiari di chi ha perso la vita con questi incidenti, perché magari c'era chi si era messo alla guida delle auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o ci si era messo alla guida da ubriaco". Ci scrive anche Savino: "Chi delinque perché non mandarli nei loro paesi di origine? Vadano a riscattarsi nei loro paesi di provenienza e non bisogna più così mantenerli". Giustamente Savino, è il senso di quello che stavamo ripercorrendo prima. Ma allora, terminata questa parte, io volevo con voi chiudere adesso la rassegna stampa perché ci manca poco tempo, e allora andiamo intanto sulla prima pagina della Verità. Facciamo così una carrellata velocissima sulle altre testate, almeno dalle prime pagine, gli articoli più significativi. Vedete, qui intanto lo sfogo per questo intervento che è stato rifiutato a un cardiopatico perché non era vaccinato, il titolo principale della Verità di oggi: "Rifiutato l'intervento a un cardiopatico perché non vaccinato, operazione negata a Trieste. Fratelli d'Italia chiama in causa Schillaci". Se ne occupa Patrizia Floderreiter. Vedete, interrogazione al ministro di Alice Buonguerrieri, capogruppo in commissione Covid, indagare su un atto che appare discriminatorio, esposto dei 500 medici della Carta di Siena, regione e procura non pervenute. Quindi un attacco questo anche contro Federica. La giornalista Cecilia Sala, prigioniera in Iran dagli Ayatollah da 9 giorni, se ne occupa Mendolara. E poi la riflessione invece di Marcello Veneziani, ecco, me l'ero segnata, vedete: "Addio al 2024, un anno stupido che non rimpiangeremo". E qui la tesi molto provocatoria di Marcello Veneziani, secondo cui questo anno sarebbe solo di passaggio, un anno stupido, e tutti i nodi verranno al pettine nel 2025, perché è un anno, questo del 2024, che si è trascinato anche la guerra in Ucraina e che non l'ha risolto. Infatti, andiamo un attimo a pagina 9, perché lui qui lo scrive anche, secondo me, però con tanto pessimismo e tanta rassegnazione, lo scrive anche a proposito della politica interna italiana, perché vedete qui il paragrafo dedicato proprio a questo, alla nostra situazione. "Ma anche in Italia, se dovessimo compiere un bilancio dell'anno che sta per finire, non troveremmo argomenti salienti, svolte decisive, ascese o cadute che facciano parlare di grandi eventi memorabili". E qui secondo me si sbaglia Marcello Veneziani, perché il primo grande passaggio è stata l'approvazione di questa riforma dell'autonomia differenziata, che vuole scardinare un sistema
che tendenzialmente rimane ancora fermo al centralismo, nonostante la riforma del titolo quinto, il regionalismo comunque sempre più innestato, no, nella nostra Carta Costituzionale. E secondo non tiene conto questa riflessione di Veneziani anche dell'assoluzione di Matteo Salvini al processo Open Arms, perché era un processo che non aveva nemmeno le ragioni per iniziare, cioè non doveva nemmeno iniziare, come avevamo letto, vi ricordate, dalle riflessioni, dagli editoriali di Cerno, di Belpietro, e quindi il fatto che si sia arrivato a questa sentenza di assoluzione che abbia smontato un mito, una ricostruzione della sinistra, secondo me è un fatto veramente decisivo. E qui invece la constatazione amara, pessimista proprio di Marcello Veneziani, che spera appunto in un 2025 che invece possa risolvere tutti questi problemi, questi nodi al pettine, queste criticità. E poi lui qui conclude l'articolo, la sua riflessione, scrivendo anche: guardate che poi c'è il rischio che il 2025 ci faccia soccombere di fronte ad altri automatismi, come quello per esempio dell'intelligenza artificiale, cioè che noi ci pieghiamo di fronte all'intelligenza artificiale senza coscienza critica. Lui infatti qui conclude: ma l'uso dell'espressione stupido, no? Quando lui definisce il 2024 che ci lasciamo alle spalle, allude anche a qualcosa che non è legato agli eventi storici, bensì al clima dell'epoca e alla silenziosa mutazione antropologica che stiamo vivendo. L'umanità che si affida alla tecnica, all'intelligenza artificiale, senza anticorpi critici e contrappesi intelligenti, si arrende ogni giorno di più al destino globale della stupidità. Istupidisce di anno in anno, e una prova ulteriore di quel che avviene è che non se ne rende nemmeno conto, procede verso l'istupidimento con automatismo, cioè con il peggiore dei fatalismi, quello delle macchine, e col peggiore dei fideismi, quello nei processi meccanici, senza opporre resistenza, senza coscienza critica, senza memoria storica e cultura. Scivoliamo stupidamente nella stupidità. Buonanotte stupido 2024, con l'augurio di vedere sempre meno stupidità nell'anno che verrà. E questo è un augurio che ovviamente facciamo anche nostro, condividiamo, però qui effettivamente è stato molto pessimista, molto amaro Marcello Veneziani, no, nella definizione di un 2024 così stupido. A proposito poi, per esempio, del tema anche qui, no, che è stato accennato, della riforma costituzionale, prima accennato da me, no, sul fatto che comunque più che riforma costituzionale, quella del premierato, ovviamente secondo Veneziani, che si sarebbe dovuta realizzare e che invece non si è vista, ma la riforma invece dell'autonomia differenziata, perché volevo portarvi sul Fatto Quotidiano di oggi, che non abbiamo ancora visto, cioè avevamo intravisto così per la ricostruzione di questa possibile spy story, di questo ricatto che starebbe compiendo Teheran ai danni dell'Italia con l'imprigionamento di Cecilia Sala, ma c'è un articolo che ovviamente qui non lo possiamo non citare, perché attacca direttamente Salvini, attacca anche i giudici del processo Open Arms, che poi verrebbe anche qui da commentare, ma aspettate le motivazioni che devono essere ancora depositate. Vedete, prima eravamo qui sulla prima pagina, intrigo internazionale dietro l'arresto di Sala, la giornalista presa da Pasdaran solo 3 giorni dopo la cattura dell'imprenditore degli Ayatollah a Malpensa su un mandato americano. Ma invece l'articolo che vi stavo citando e che merita appunto una controargomentazione, merita di essere smontato, è appunto all'interno, e allora è credo a pagina 10, adesso vi ci porto, perché è relativo appunto al caso di Open Arms, e lo scrive, non so se ve lo ricordate, Raniero Lavalle, che era stato anche candidato per la lista di Santoro a queste elezioni europee, alle ultime elezioni europee. La sentenza Salvini è un caso magistrale di ragion di Stato. Diritto, il paradosso del fatto non sussiste, allora quei migranti sulla nave. E qui insomma Raniero Lavalle sostiene che di fatto si è trattato di sequestro e che in nome di una ragione di Stato molto machiavellica i magistrati se la siano cavata con una sentenza molto criticabile, sicuramente riformabile, e che quindi potrebbe essere appellata. Addirittura lui qui scrive: è dunque una sentenza suicida che nega se stessa, che sfugge ad ogni principio di realtà e di cui gli stessi giudici sembrano dire che è impugnabile e riformabile da un'istanza superiore. Ma qui bisogna però ribattere che ontologicamente non può essere considerato sequestro. Infatti bisogna qui ripetere che questo processo non doveva proprio partire, non aveva proprio le ragioni per andare avanti, che ontologicamente non può essere la condotta ritenersi
sussistente la condotta di sequestro di chi semplicemente diceva: avete a disposizione altri porti, l'Italia ha già fatto la sua parte con un'accoglienza indiscriminata in questa immigrazione di massa. Vi ricordate che cosa era successo sotto i governi Letta e Renzi? Di fatto la Marina Militare impegnata in operazioni di soccorso, ma che doveva trasbordare migliaia e migliaia di migranti. E semmai il sequestro si può ipotizzare a carico di chi ostinatamente voleva trattenere i migranti lì e voleva per forza farli scendere a Lampedusa, in Sicilia o comunque in Italia, di chi si era incaponito. E infatti, scusate che mi trattengo, scusami Lorenzo, prima della pausa del collegamento con Matteo, volevo anche leggervi una lettera nello spazio dei lettori sul tema nel giornale di oggi. E allora andiamo, qui vi ci porto, allora andiamo ecco qua sul giornale di oggi, proprio su questo tema, perché mi ha molto colpito, ecco, risponde a verità quello che è stato scritto. Allora andiamo a pagina 28 e 29, in questo spazio democratico appunto dei lettori che scrivono, no, nel quotidiano appunto Il Giornale, a proposito del caso Open Arms. E allora, prima c'è Feltri sul sessismo, però la lettera che volevo citarvi è questa qui, vedete, c'è poi anche il caso dei migranti italiani a New York, la Schlein va da Ellis Island e scoprirà la vera storia, ma soprattutto sfumata l'ideona di Fazio con Richard Gere, lo scrive appunto al giornale, oggi vedete a pagina 21 nello spazio La Parola ai lettori. È proprio vero, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Il povero Fabio Fazio aveva invitato in TV casualmente, ovviamente, il caro e famoso Richard Gere alla prima trasmissione dopo la sentenza che avrebbe dovuto sanzionare con una condanna l'operato del ministro Matteo Salvini. Come non ricordare l'intervento umanitario disinteressato a bordo della Open Arms da parte dell'attore? Punto di domanda. Purtroppo per loro, però, la sentenza di assoluzione ha scombinato i piani del compagno Fazio, che alla fine si è dovuto accontentare di una intervista piena di inutili amenità, invece di quella pianificata per tessere le lodi ai salvatori dei naufraghi a pagamento. Che figura meschina. E allora, mi dicevi Lorenzo, piccolo break o siamo forse già pronti per il collegamento con Matteo De Sio? Dimmi te. Siamo già pronti, Pier Vittorio. Perfetto, e allora Matteo, grazie per averci raggiunto, scusami per l'attesa e io intanto levo la condivisione schermo. Buongiorno a tutte e a tutti, non c'è problema, Pier. Eccoti, finalmente ti vedo e adesso io attivo anche, vedetemi, ecco, forse adesso mi vedete. E allora, Matteo, prima domanda, dicevamo ovviamente la questione proprio dell'arresto, o forse bisognerebbe dire rapimento, no? La barbarie della giornalista Cecilia Sala. E ti chiedo subito, visto che il tema l'abbiamo trattato, questa dell'ipotesi, no? Comunque di una sorta di ritorsione da parte del regime comunista. Secondo te questa l'ipotesi o probabilmente ha pagato a caro prezzo l'esercizio di una libertà occidentale, quella proprio dell'informazione, la libertà del giornalismo? Perché effettivamente pare che comunque questi due fatti, queste due vicende dell'arresto di un cittadino iraniano a Malpensa, avvenuto pochi giorni fa, debba essere messo in correlazione, no, con quello che è successo a Cecilia Sala. Lo dicevamo prima, lo stesso Fausto Biloslavo aveva rilanciato ieri questa ipotesi. Allora, innanzitutto possiamo parlare quasi di sequestro, questo per davvero, e non quello che è successo sulla vicenda Open Arms. Una Cecilia Sala, che una collega, possiamo chiamarla così, che si è sempre interessata, tra l'altro, di zone di conflitto, una collega donna che si è recata in un paese in cui stanno avvenendo tante manifestazioni di dissenso verso il regime proprio da parte di tante donne iraniane. Per fortuna, la sfortuna è che stanno venendo represse con la violenza. Addirittura abbiamo visto una cantante che ha pubblicato un video, una cantante iraniana che ha pubblicato un video su YouTube senza l'hijab, senza il velo, ed è stata arrestata per questo. E tante altre donne che in tutto l'Iran stanno manifestando a favore della loro libertà individuale, postando foto sui social senza il velo davanti ai cartelli in cui viene intimato proprio l'indossare questo indumento religioso.
parliamo quindi di un arresto che può essere anche stato fatto ai danni di una professionista che magari stava proprio investigando la situazione femminile in Iran, e perché casualmente anche lei è donna, e quindi il regime iraniano ha visto in lei forse una facinorosa, quando in realtà stava semplicemente facendo il proprio lavoro. Esattamente, sicuramente questo alla base della decisione di questo sequestro, lo possiamo definire così. E invece Matteo, chiedo a te quest'altro tema, comunque collegato sempre alla questione dell'arresto appunto di Cecilia Sala, perché lei quando sappiamo che appunto scriveva sul Foglio, si occupava appunto di tenere corrispondenza proprio sulle vicende iraniane, aveva anche scritto che l'Iran deve proiettare un'immagine di forza, ma che l'Iran non può permettersela una guerra totale con Israele. Credi che si potrà, ecco, arrivare magari anche qui a una sorta di de-escalation tramite ovviamente la presidenza Trump, l'amministrazione Trump, perché una, diciamo, delle proposte sul tavolo riguarderebbe anche comunque un accordo con il regime degli Ayatollah. Trump si impegnerebbe comunque ad evitare che il programma sul nucleare iraniano vada avanti, però dall'altra parte ci sarebbe, ecco, la garanzia di evitare ulteriore escalation, o comunque di evitare uno scontro sempre più chiaro e aperto comunque con gli Ayatollah, nel sostegno ovviamente a Israele da parte di Trump o dell'America. Tutte ipotesi, perché appunto ancora non c'è l'insediamento. Possiamo presumere che Donald Trump effettuerà la stessa politica estera per quanto riguarda l'Iran, o comunque simile, che ha poi effettuato durante la sua prima amministrazione, il suo primo mandato, ovvero una guerra economica, più che una guerra convenzionale. Quindi si tratta di sanzioni verso l'Iran, si tratta di un isolamento politico ed economico verso un paese in questo momento che sta dimostrando anche ostile verso un Occidente che di negativo proprio contro l'Iran poco ha fatto, diciamo. Quindi alla fine possiamo solo presumere che Donald Trump, invece che mostrare muscoli come ha fatto la presidenza Biden-Harris e come ha fatto la presidenza Obama-Biden, che ha cercato di mostrare i muscoli con la politica estera, nonostante le condanne a Bush Jr. e ai suoi interventi in Iraq. È stata poi la presidenza Obama-Biden a entrare in Afghanistan nel 2008 e a destabilizzare ancora di più la situazione, a non ristrutturare lo Stato iracheno, che si è trovato poi in difficoltà contro i talebani e contro anche l'ISIS nel 2014. Abbiamo visto quanto è stato fragile l'equilibrio di questi stati ricostruiti grazie all'amministrazione Obama. E abbiamo visto anche quanto è stato fragile poi anche l'Afghanistan, quando si è trovato a fronteggiare i talebani, che tutto erano che un esercito moderno, erano magari organizzati sì, però non era un esercito, diciamo, affilato, possiamo dire così. Quindi l'importante secondo me è vedere un Trump che continuerà questa politica estera basata più su una guerra indiretta ed economica più che su una guerra convenzionale. Una guerra economica che tra l'altro aveva iniziato a fare ai danni della Cina, bandendo il grandissimo produttore di elettronica Huawei, ricorderete, dai servizi americani. Poi ha portato anche a un crollo delle vendite del colosso cinese. Esatto, è una politica comunque fortemente assertiva che fu già attuata da Trump, come dicevi. Furono pochissimi gli interventi militari, se non mirati. Mi ricordo appunto l'uccisione del generale Soleimani.
E a proposito di Trump, ovviamente le grandi attese per la sua presidenza, lo ripetiamo sempre, sono anche per finalmente un negoziato di pace con Putin. Abbiamo prima ricordato dell'offerta, no, anche del premier slovacco Fico, che si è reso disponibile ad offrire questi negoziati, un tavolo negoziale, e però bisogna anche dire che insomma la risposta di Putin non è stata poi così disponibile, perché in ogni caso lui ha detto che cioè ha fatto capire che non intende rinunciare anche alle conquiste territoriali e che soprattutto intende prima realizzare gli obiettivi di quella che continua a chiamare l'operazione militare speciale. Quindi credi che effettivamente queste speranze saranno un po' destinate a rimanere così frustrate e soprattutto magari bisogna anche capire se poi questo punto, no, prima lo stavo citando, di una proposta di pace offerta da Trump potrà essere accolto, cioè quel punto per cui al massimo viene ritardato, rinviato l'ingresso nella NATO proprio dell'Ucraina, è ritardato magari di 10-20 anni. E su quello Putin è in forte disaccordo perché ha fatto capire che l'Ucraina deve rimanere uno stato terzo, permanentemente neutrale. Ecco, anche qui come sta evolvendo la situazione per quello che poi trapela, perché abbiamo visto anche il giallo, ti ricordi della chiamata tra Trump e Putin subito dopo la vittoria, smentita poi dagli stessi interessati, ma che era stata riportata. Esatto. Anche su queste vicende è molto complicato rimanere lucidi, perché molte volte magari sono notizie messe in giro dalla parte politica opposta a Trump, che sono molto bravi a mettere anche molta paura nel cuore dei cittadini americani e non. Diciamo che un approccio lucido è quello di sperare che innanzitutto che il conflitto perlomeno arrivi a un cessate il fuoco più che a un trattato di pace. Diciamo che quello sarebbe un primo grande passo che non potrebbe avvenire con una presidenza democratica, perché anche la Harris durante la propria campagna elettorale aveva dimostrato quanto fosse aggressiva verso lo Stato russo. La differenza quindi che Trump può avere nella politica estera in quella zona internazionale sarebbe appunto quella perlomeno di proporre fortemente, cercando anche di imporlo, un cessate il fuoco. Chiaro, chiarissimo. E Matteo, in conclusione vengo da te per quest'altro argomento, no, della manovra finanziaria, perché oggi l'editoriale di Francesco Giavazzi, proprio sul Corriere della Sera, affronta il tema e spiega che secondo lui questa manovra è insufficiente per affrontare quello che accadrà l'anno prossimo con i possibili dazi che Trump imporrà comunque alle merci europee e quindi ci dovranno essere delle reazioni da parte dell'Unione Europea, no? Lui qui oggi scrive: quanto a lungimiranza, la legge di bilancio che verrà approvata definitivamente oggi lascia molto a desiderare. È difficile vedere in questa legge una strategia per arginare lo tsunami che potrebbe colpirci. E quindi lui sostiene, per esempio, riportando questo calcolo del Sole 24 Ore, che 89 tra le misure previste nella legge queste 89 misure valgono meno di 5 milioni di euro ciascuna. Risorse forse insufficienti per un grande paese. Ecco, il tuo giudizio su questa manovra che è stata molto prudente, secondo alcuni, in realtà forse molto responsabile. L'unico rammarico forse di Giorgetti, l'aveva detto, non essere riusciti a prevedere molto di più per le coppie con più figli, ecco. Chiaro, questo è un pensiero che appunto lucido anche del ministro Giorgetti. Quello che scrive sul Corriere mi sembrano mi sembrano più predizioni basate più su quello che legge lui di politica americana sulle reti amiche, più che una predizione onesta e o perlomeno inquadrata su quello che potrebbe essere il futuro, perché nonostante si parli di dazi, nonostante Trump poi faccia la voce grossa, non mi pare che la scorsa legislatura, lo scorso mandato sia stato così negativo nei confronti dell'Unione Europea e dell'Europa. Un'altra questione riguardo appunto la manovra: abbiamo visto anche i 5 Stelle che appunto dopo aver abolito la povertà sono arrabbiati per quanto riguarda la manovra, e anche il resto dei partiti dell'opposizione.
bisogna capire che appunto si tratta di una manovra in un paese molto, molto indebitato, molto, molto indebitato, per colpa di certo non del ministro Giorgetti, non di questo attuale governo, e i governi passati sono sempre stati per una decina d'anni di sinistra, tranne la breve legislatura con Matteo Salvini come vice premier insieme al governo Conte 1. Parliamo quindi di una manovra responsabile, possiamo chiamarla così, oltre che prudente, responsabile sarebbe meglio forse aggiungere. Esattamente, responsabile proprio perché si deve tenere sotto controllo questo alto indebitamento. Infatti io prima di lasciarvi vi ricordo, per chi può, di andare a pagina 11 sul giornale di oggi, perché non l'abbiamo potuto poi leggere e analizzare, questo articolo, pensate, proprio di Antonio Fazio, l'ex governatore della Banca d'Italia, che spiega perché l'Italia si gettò con troppa fretta nell'avventura dell'euro. E lo scrive lui, l'ex governatore della Banca d'Italia, che ricorda: non avremo più terremoti economici ma bradisismi, proprio come avviene a Pozzuoli, bradisismi per indicare il terreno che pian piano scende. E lui, per questi motivi, proprio per il rapporto tra debito e PIL, si oppose all'ingresso nell'euro. Ma noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, Lorenzo giustamente adesso ci dovrà rimproverare. Allora, grazie Matteo per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito, per averci mandato tutti questi messaggi, e quindi l'augurio veramente di un 2025 che sia meraviglioso e non, come ha scritto Marcello Veneziani, che non sia un anno stupido come quello che ci siamo lasciati alle spalle, ma un anno veramente da incorniciare. Grazie a tutti e buona continuazione qui su Radio Libertà.